Un lavoro enorme alla Coldinetti, che voglio ringraziare, alla Coldinetti di Tacchessa. Si va con ricordare coloro che danno un sostegno per la salva, danno un sostegno all'atletica leggera salva, che quest'oggi ha qui la festa di tutti quanti, dagli esordienti che abbiamo visto prima ai cadetti adesso, poi vedremo tutti quanti i partecipanti. Intanto al comando Sonia Fanari, l'atletica Pavilloni, che è una strana atleta, il personale di 3:12, 80, e lei a fare la battiamo le mani. Passaggio ai 200 metri, poco più di 40 secondi, siamo intorno ai 42 secondi per loro, quindi ritmo abbastanza tattico perché si inizia su 3:20. Sonia Fanari al comando, la brava atleta di Pavilloni, con Eleonora Frongia, il 10° Mannu, l'atletica Valeria, la sfida fra questi due atleti. Poi vediamo si potrebbe inserire anche qualcun altro, perché con un ritmo così lento qualcuno che si è inserita la terza, che è stata protagonista da Iaccio il mese di maggio ai giochi internazionali del mondo. L'altro comunque capace di 3:14:45. E poi capelli Sara ha già affiancato Frongia e si è sono un passaggio di 1:22, quindi leggermente più veloce il secondo 200 rispetto al primo. Sicuramente vedremo un ultimo giro con i fuochi d'artificio, dove qualcuno anche può essere un po' più, detta la francese, finisseuse, che potrebbe approfittare della situazione. Ancora in 8 ragazze, tutte al comando. L'atletica Pavilloni, poi l'atletica Valeria e poi l'atletica Oschiri, Rania Oschiri. Passaggio gara tattica, ecco sulla campana intanto della prima per 1000 metri cadette, con ancora Sonia Fanari del Pavilloni a comandare, e poi con la dorsale numero 8 Sara Meloni, l'atletica Rania Oschiri, dietro poi Piga, Sale e Frongia. Intanto vedi, attacca, è sempre Sonia Fanari, ma attacca Sara Meloni, vediamo cosa succede in questi ultimi 300 metri. Allunga il gruppetto, sembra studiare dove portare attacco la Meloni, ma la Fanari vuole metterla giù pesante, prova ad allungare nel rettilineo opposto. Tutto da seguire, che ci sono anche altri due atleti che potrebbero avere un finale veloce. Gran cambio di ritmo per Sonia Fanari, ultimi 200 metri. 200 molto veloce, attenzione alla rimonta dell'atleta Longimina in seconda posizione. Rettilineo finale, attenzione, ci potrebbe essere una sorpresa, Sonia Fanari viene attaccata all'esterno. Applausi dalla tribuna, signore e signori. Gran finale, gran finale. Gran finale, avevamo detto che poteva dare una sorpresa con qualcuno che finiva parte. Si tratta di Tomo Piga di Sassari, che va a vincere con il nuovo primato personale 3:13:98 per la ragazza della Sciardana Sassari. Sonia Tonia Piga. Bella vittoria di Tonia Piga, questa brava atleta della società Sciardana di Sassari, che ha battuto Sonia Fanari proprio nel finale incandescente. Andiamo a prenderla, Tonia. Allora, intanto stanno continuando ad arrivare le ragazze, quindi permettiamo l'arrivo di tutte le cadette. Bel applauso per le ragazze che stanno concludendo la gara. Questi è Laura Chironi, Amatori Nuoro, e poi dovrebbe essere una ragazza dell'atletica Gioia Nuova che va a chiudere. Eccola qua, Alessia Zeni, un bel applauso.